Siamo alla conta dei danni, ma per fortuna la cronaca registra solo salvataggi e non tragedie. La CNA al fianco delle imprese, l'ordine degli ingegneri disponibile ad aiutare i sindaci. 250 primi cittadini minacciano di dimettersi perché non ricevono finanziamenti adeguati dallo Stato. Sostegno e condivisione dall'assessore regionale agli enti locali Zambuto. A Porto Empedocle, Salvo Iacono, eletto presidente del Consiglio Comunale. Il segretario del PD Di Paola contro la riforma del sistema idrico in Sicilia. Il servizio va gestito dai territori. Dal 2024 tutte le concessioni dovranno essere assegnate con gara, senza eccezioni o deroghe. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del maltempo. Sciacca, Menfi, Ribera e Santo Stefano Quisquina sono i comuni maggiormente danneggiati dalle alluvioni. A Favara un albero si è abbattuto in strada, non provocando feriti. Le strade sono martoriate, detriti e fango alimentati da fiumi d'acqua hanno invaso le carreggiate. Poi a Sciacca un muro di sostegno è crollato a ridosso di un edificio di 7 piani. I servizi di apertura sono di Eugenio Carone e del nostro direttore Arturo Cantella. Le allerte meteo, purtroppo ormai frequenti, servono a mettere al riparo le popolazioni, ma vogliono essere uno strumento per le amministrazioni locali perché si adoperino per evitare danni ai propri cittadini. Guardando le drammatiche immagini di Catania nei giorni scorsi e di altre località dove il maltempo si è accanito, gli agrigentini si sono chiesti cosa accadrebbe ad Agrigento in caso di tempesta. Ebbene, la risposta è arrivata e bisogna ringraziare il cielo se non ci sono stati danni alle persone. La cronaca parla di città allagata e di cittadini salvati e accade purtroppo ogni qualvolta piove a dirotto e puntuale arriva l'invito a non muoversi da casa. E puntuali arrivano anche le ordinanze che chiudono tutto. Come sempre ci si mette la coscienza a posto, aspettando la prossima allerta, piuttosto che rimboccarsi le maniche. Ci sono casi per i quali qualcuno dovrebbe finalmente rispondere. Una vergogna storica ad Agrigento è rappresentata dal Viale delle Dune, dove quando piove è messa a repentaglio la sicurezza della gente che vi transita. Una vergogna storica, appunto. Delle negligenze passate non può certo rispondere l'attuale amministrazione comunale. È chiaro però che la città non può continuare ad essere sommersa da nord a sud. Allora bisogna recuperare il tempo perduto, dimostrando con i fatti di volere salvare Agrigento dalla deriva. E non ci sono scusanti. Intanto si deve levare forte la preghiera al buon Dio perché aiuti Agrigento e la sua provincia ad uscire fuori dall'emergenza, come quella vissuta nelle ultime ore a Sciacca. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha presieduto una riunione in modalità in videoconferenza del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, convocata a seguito delle condizioni meteoclimatiche avverse registrate nella serata di ieri e delle conseguenti situazioni problematiche verificatosi nelle vaste aree del territorio della provincia, tali da richiedere l'immediato e incessante intervento delle unità dei Vigili del Fuoco e di tutta la macchina della protezione civile, non solo regionale ma anche provinciale. Alla riunione, oltre alle forze dell'ordine, hanno partecipato anche i sindaci di Sciacca, Menfi e Agrigento. Il prefetto Maria Rita Cocciufa, all'esito della riunione del citato comitato, appresa la situazione di tale impercorribilità di numerose strade provinciali e comunali presenti nel nostro territorio, ha rivolto un invito sentito a tutta la cittadinanza a limitare al minimo gli spostamenti per il tramite di tali collegamenti stradali, attesi gli elevati rischi di incidenti e il conseguente aggravio sulla macchina dei soccorsi già ampiamente impegnata. Allora, la situazione continua ad essere critica a Menfi e a Sciacca, però devo dire che tutti gli interventi fatti sono stati assolutamente efficaci. Sono state tratte in salvo le persone che si trovavano in situazioni di pericolo, sono state evacuate purtroppo anche tante famiglie a Sciacca perché c'è stato il cedimento di un muro
muro che è antistante 2 palazzi, però tutte le persone sono state sistemate o presso parenti o presso strutture alberghiere. Stessa cosa è successa già ieri pomeriggio a Menfi. Certo c'è un problema grosso che riguarda la viabilità. La viabilità statale ha retto, a parte una frana sulla 115, insomma diciamo che l'ANAS è anche intervenuta in maniera tempestiva. Rimane purtroppo il grandissimo problema della viabilità secondaria, che già è difficile in condizioni normali, che ha avuto veramente un durissimo colpo con questa pioggia di questi giorni. Ci siamo concentrati soprattutto su questo, quando parliamo di viabilità secondaria parliamo di viabilità provinciale nel suo complesso. Credo che non ci sia strada provinciale che non abbia subito danni, quindi io voglio fare un appello, ma è un appello, come dire, pacato, consigliare a tutti i cittadini di evitare per oggi, se non hanno veramente motivi più che urgenti, di uscire, di prendere la macchina e di mettersi in strada, soprattutto pensando di utilizzare le strade provinciali che sono ancora piene di acqua e di detriti. I primi interventi saranno fatti non appena la situazione meteorologica lo permetterà. Stiamo monitorando anche la situazione dal punto di vista dell'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica. Acqua che finora è stata erogata pressoché in maniera regolare, però l'acquedotto di Sciacca e quello di Menfi non sono raggiungibili, quindi anche lì non appena la situazione meteorologica lo permetterà si interverrà anche con mezzi adatti, ma allo Stato non è ancora possibile. C'è ancora un problema con Enel, alcune utenze, parliamo di 600-700 utenze sempre nella zona sempre di Menfi e di Sciacca, e qualcosa anche su Agrigento, ma anche qui Enel sta lavorando, i mezzi e gli uomini ci sono, il problema è raggiungere i siti. Quindi noi probabilmente nel pomeriggio faremo un altro punto di situazione se le condizioni meteorologiche continueranno ad essere critiche, altrimenti noi abbiamo un aggiornamento continuo attraverso proprio un canale privilegiato con tutti i soggetti coinvolti. Io l'ultima cosa che mi sento di dire, veramente un ringraziamento a tutte le componenti del sistema di protezione civile. Non abbiamo avuto nessuno fino a questo momento che si è fatto male, nessuno che è dovuto ricorrere a cure mediche o altro. Le imprese artigiane che hanno subito danni potranno accedere a un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese di ripristino. I vertici provinciali della CNA di Agrigento aprono le porte della struttura per offrire strumenti di aiuto a beneficio delle aziende colpite dall'ondata di forte maltempo abbattutasi nel territorio, che ha portato all'esondazione di fiumi, crolli e allagamenti. In caso di eventi meteorologici di questa portata, affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, interveniamo con azioni concrete. Nella fattispecie lo facciamo attraverso l'EBAS, che è il nostro ente bilaterale dell'artigianato in Sicilia. È previsto un indennizzo fino ad un massimo di 5.000 euro a favore dell'impresa danneggiata e un contributo di 30 euro giornaliere destinato ai propri dipendenti per un massimo di 30 giornate lavorative nell'arco di 12 mesi. Questi fondi saranno erogati anche alle aziende che si apprestano a iscriversi regolarizzando la posizione pregressa. Inoltre, nel caso di sospensione delle attività lavorative potrà essere richiesta la cassa integrazione ordinaria sia nelle strutture provinciali di Agrigento che nelle sedi di CNA presenti nei diversi comuni della provincia, concludono Di Natale e Spoto. Quella appena trascorsa è stata una notte molto difficile in tutta la parte occidentale della provincia di Agrigento, colpita dal maltempo. Piove sul bagnato, scrive il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento Achille Furioso. La nostra provincia, già carente dal punto di vista infrastrutturale dei collegamenti viari,
è stata ulteriormente messa in ginocchio dal violento nubifragio in corso. Pertanto l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, nell'esprimere la propria solidarietà ai cittadini dei comuni colpiti, offre ai sindaci che in queste ore stanno fronteggiando lo stato di emergenza la propria disponibilità a collaborare con i soggetti istituzionalmente preposti per gli interventi di prima necessità. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri richiama i precedenti appelli rivolti agli enti territoriali affinché vengano individuati per tempo gli interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico, ribadendo la propria disponibilità alla collaborazione istituzionale. Cambiamo argomento. Minacciano dimissioni in massa se non arriveranno segnali concreti. 250 sindaci siciliani a conclusione dell'assemblea ANCI, nel corso della quale sono emerse in tutta la loro gravità le forti criticità finanziarie e di personale ripetutamente rappresentate al governo e al Parlamento nazionali nei mesi scorsi, e quanto si legge in una nota dell'ANCI Sicilia. C'è il servizio. Chiedere a far sentire in Parlamento quelle che sono le criticità dei comuni siciliani. Più di 100 sindaci eravamo presenti a Roma. Grosse sono le criticità dei comuni siciliani nell'approvazione dei bilanci, ma anche quello che pesa tantissimo e che abbiamo richiesto un abbattimento del 50% dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che fra l'altro è uno dei temi che riguardano il nostro ente, poiché noi ad oggi siamo alle prese con il problema dei contatori dell'acqua. Se non si dovesse fare un ottimo piano di firmare i contratti, allora avremo delle serie criticità che riguardano gli equilibri di bilancio. Il problema è di tutti i comuni della Sicilia. Dobbiamo pensare che solo 152 comuni hanno approvato il bilancio, gli altri sono in serissima difficoltà. Non solo, i sindaci hanno rappresentato le difficoltà, che sono quelle di poter attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero non ci sono le figure professionali per poter fare i progetti. Se non ci sono i progetti, i soldi ci sono, ma i progetti non vengono presentati. Si tocca con la mano le criticità anche dei grossi comuni a non avere delle figure di categoria D, quindi ingegneri che possano progettare e quindi possano rendere i comuni pronti a poter disporre di questi fondi. Il governo Musumeci esprime sostegno e condivisione nei confronti della mobilitazione dei sindaci dell'isola e manifesta preoccupazione per il rischio di una crisi istituzionale senza precedenti che può compromettere la tenuta sociale nei territori. Lo dichiara l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto in relazione alla possibilità di dimissioni di massa da parte di 250 sindaci siciliani avanzata a conclusione dell'assemblea ANCI a Parma, denunciando l'impossibilità di approvare i bilanci. Le dimissioni dei sindaci, ha aggiunto Zambuto, non sarebbero in alcun modo gestibili attraverso le ordinarie procedure di commissariamento. Non vi sono in gioco infatti problemi specifici di singole realtà territoriali, ma emerge una grave criticità delle autonomie locali dell'isola, rispetto alla quale è necessario intervenire con risposte di sistema capaci di incidere sulle criticità finanziarie e sulle gravi carenze di personale. Ribadiamo che di fronte al livello di difficoltà denunciato dai primi cittadini dell'isola, la stessa Regione, con un eventuale invio di commissari, non riuscirebbe ad affrontare il nodo della mancata approvazione di bilanci e sarebbe costretta a prendere atto dell'inefficacia dell'attuale quadro normativo e dell'insufficienza di meccanismi perequativi a sostegno dei territori con scarsa capacità fiscale. Adesso con la politica ci spostiamo a Porto Empedocle, dove nel corso del primo consiglio comunale a seguito delle elezioni che hanno portato a sindaco Calogero Martello è stato eletto presidente di Aula Mormino il candidato sindaco sconfitto Salvo Iacono, vicepresidente è Salvatore Agrò. Il nostro direttore Arturo Cantella. Prima seduta ieri sera del neoconsiglio comunale di Porto Empedocle, alla presenza dei nuovi consiglieri eletti, così formato: Carmelo Sanfilippo, Giancarlo Taormina, Salvatore Agrò, Gerlando Di Francesco,
Salvo Iacono, Alfonso Scimè, Giuseppe Grassonelli, Giuseppe Iacono, Melania Nuara, Roberto Marcolo, Giuseppe Lo Iacono, Concetta Sacco, Giorgia Caruana, Veronica Zambito, Salvatore Ersini e Sebastian Castelli, che ha preso il posto di Mary Lucaci, nominata vice sindaco dal primo cittadino Calogero Martello. Quindi il giuramento dei consiglieri comunali con la formula giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Avvenuto dopo la loro convalida, nessuno di loro infatti è risultato ineleggibile. Si è proceduto così alla prima votazione per il neopresidente del Consiglio Comunale Empedoclino. Prima della votazione ha preso la parola il consigliere comunale Salvatore Ersini, eletto nelle liste di 5 Stelle, che ha lanciato ai neoeletti la sua candidatura a Presidente del Consiglio. Quindi si è proceduto alla prima votazione, presieduta dall'ex Presidente del Consiglio Mary Lucaci, ora Vice Sindaco. Risultato eletto il consigliere comunale Salvo Iacono, cui è aspettata la nomina di consigliere comunale, essendo stato il candidato sindaco sconfitto è andato al ballottaggio, così come prevede la legge. 9 voti a favore di Salvo Iacono, seguito dal consigliere comunale Salvatore Ersini, che ha ricevuto 6 voti, una sola la scheda bianca. Quindi la votazione del vicepresidente, che con lo stesso risultato è stato Salvatore Agro di Primavera Empedoclina, eletto nella lista del candidato a sindaco Gianni Amel. Quindi ha preso la parola il neopresidente Iacono, che ha ringraziato i consiglieri per la fiducia accordata, dimenticando la campagna elettorale, rivendicando il suo ruolo di super partes e che rappresenterà l'intera assise. Poi si è passati al giuramento del sindaco e all'accettazione della carica. Il sindaco Calogero Martello, così come Salvo Iacono, nei loro discorsi iniziali hanno auspicato una unità del Consiglio Comunale Empedoclino verso un miglioramento delle condizioni della città marinara. Entrambi hanno dichiarato come la campagna elettorale sia passata. Ci vediamo tra 5 anni, ora quello che conta è il bene comune per la città di Porto Empedocle. Come intenderà portare avanti il suo ruolo super partes di Presidente del Consiglio? Ma già l'hai detto tu, un ruolo super partes significa lavorare per questa città in stato emergenziale, come abbiamo detto durante una campagna elettorale che è durata 6 mesi. Oggi abbiamo chiuso praticamente la struttura organizzativa politica dell'amministrazione. Al più presto inizieremo a lavorare con l'amministrazione per portare avanti tutto quello che bisogna questa città. Le emergenze sono tante per la città di Porto Empedocle, riuscirà la parte politica a dare delle risposte attive e fattive? Non siamo maghi, questo è sicuro, riuscirà la parte politica. Se tutti assieme lavoriamo per il fine comune di salvare questa città, tutti saremo contenti di dare un contributo alla nostra città. Siamo tutti qua, i ruoli diversi, ma è importante che lavoriamo per Porto Empedocle. Questa è la 5ª legislatura che io faccio, quindi ho un po' di esperienza, l'ho maturata. Questo ruolo di vicepresidente mi onora, farò di tutto quanto dovrò sostituire naturalmente Salvo Iacono, perché il presidente è Salvo Iacono, sarò il vicepresidente di tutto il Consiglio Comunale, dell'opposizione e della maggioranza, diciamo, se si può chiamare maggioranza. Metterà a frutto quindi la sua esperienza di tanti anni di consigliatura, le emergenze sono tante a Porto Empedocle. Già l'avevo detto io in Consiglio Comunale in un mio breve intervento, metterò a disposizione la mia esperienza ventennale, a disposizione specialmente di quelle nuove, dei consiglieri comunali nuovi. C'è tanto da lavorare, i problemi di Porto Empedocle li conosciamo già e speriamo di lavorare tutti assieme. Noi siamo all'opposizione, faremo una opposizione costruttiva e valuteremo gli atti man mano che verranno posti in Consiglio Comunale e voteremo tutti gli atti che riguardano il bene del Paese. Su questo non ci sono nessun dubbio, senza sotterfugi o qui che sia. Ma è chiaro che questa amministrazione ha il compito di stare in mezzo alla gente, di stare vicino alla gente, perché è per la gente che noi dobbiamo lavorare. Questo comune, la gente di questa città aspetta tante risposte, ha il diritto di chiedere e chiedere a noi che ci siamo proposti di portare avanti idee concrete per il bene di questa città. L'ho detto poc'anzi, noi siamo l'amministrazione di questa città che nonostante abbia vissuto una dura ma leale competizione elettorale, adesso la competizione è finita, è necessario lavorare per questa città perché siamo nelle condizioni di qui ai prossimi mesi di portare i risultati a questa città. Ci auguriamo che questo avvenga in armonia e auguro
un buon lavoro al Consiglio Comunale e mi auspico che insieme possiamo fare tanto per Porto Empedocle. Sì, grazie, sono onorata di questo nuovo incarico, sono già al lavoro da una settimana, ci siamo presi un grosso impegno con la città ed è fondamentale riuscire a portare a termine anche le piccole cose, perché come ha detto il nostro sindaco in campagna elettorale noi cerchiamo una Porto Empedocle normale, non andiamo alla ricerca di cose stratosferiche. Vogliamo la normalità, ma è giusto che i nostri cittadini abbiano quello che si meritano e io farò tutto il possibile insieme al nostro sindaco e a tutta la giunta di raggiungere degli obiettivi in questi 5 anni. Porto Empedocle ha veramente bisogno di rinascere. Entrambe le parti hanno dichiarato concordia e superare gli steccati della campagna elettorale, sarà vero? Io lo spero vivamente perché dalla vecchia amministrazione purtroppo opposizione e maggioranza non sono riusciti a dialogare. Spero che questa volta invece si raggiunga un accordo e si vada tutti dritti verso un unico obiettivo, la salute e la crescita di Porto Empedocle. Il segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento, Simone Di Paola, interviene nel merito della riforma del sistema idrico in Sicilia, già approvata dalla Giunta regionale adesso in assemblea. Di Paola afferma: siamo contrari ad un ambito idrico unico regionale, funzionale a logiche di centralizzazione e dunque soggetto a un asfissiante controllo e condizionamento del governo di turno, di fatto tagliando fuori i livelli istituzionali di governo periferici da ogni circuito decisionale e gestionale. Il servizio idrico va invece gestito dai territori secondo le proprie specificità e secondo criteri finalizzati esclusivamente al soddisfacimento del pubblico interesse. Ancora prosegue: il governo regionale semmai mantenga la parola data e si impegna ad assicurare alle nuove società di gestione pubblica dell'acqua quegli strumenti e quelle risorse indispensabili a funzionare adeguatamente, senza gravare oltre sulle spalle dei cittadini, i quali, conclude Di Paola, non possono continuare ad essere vittime inconsapevoli di un modo di fare politica che sembra aver perduto ogni contatto con la realtà. Il favarese Diego Gigli è stato eletto al Senato accademico dell'Università degli Studi Core di Enna. Il giovane favarese è stato il primo eletto con 458 preferenze, il regalo migliore che potessi ricevere per il mio compleanno appena trascorso. Sono il primo favarese a ricoprire il ruolo di senatore accademico all'Università di Enna. Mettetevi in gioco, impegnatevi, se fallite ritentate, non mollate. Non c'è soddisfazione più bella, dichiara visibilmente emozionato il neo senatore, ringraziando i colleghi che lo hanno sostenuto. Il dermatologo Carmelo Sgarito lancia un appello alle nuove generazioni: resettiamo la Sicilia, ed il riferimento è alla politica. Arturo Cantella. Il dottor Carmelo Sgarito, noto dermatologo agrigentino, lancia un appello in merito alla politica con uno slogan: resettiamo la Sicilia, che non è un movimento né tantomeno un partito, ma costituisce un manifesto ai liberi e forti, a quelle persone di buona volontà, ai giovani desiderosi di un futuro migliore e alle tante intelligenze che dispone il nostro territorio a pochi mesi dal rinnovo del nuovo Parlamento regionale. Ma resettiamo la Sicilia intanto non è un movimento, tantomeno un partito. Di partiti e di movimenti già ne abbiamo abbastanza. È un, come dire, grido d'allarme quasi, è uno slogan ed è un appello, ecco, chiamiamolo così, un appello accorato ai liberi e ai forti, alle persone di buona volontà a mettersi in gioco. Vuol dire sostanzialmente, diciamo, resettiamo la Sicilia, rimettiamo in gioco tutto, rimettiamo in gioco le nuove energie, i nuovi volti, mettiamo in moto un po' di vento fresco, ecco, per il territorio siciliano. Lo dico perché non è possibile assistere inermi ad una desertificazione che c'è in corso nella nostra isola, per cui le intelligenze, le risorse umane più importanti, più pregiate, vanno via, fanno un biglietto di sola andata per il settentrione o per i paesi stranieri, ed in Sicilia cosa rimane? Rimane il vuoto, rimane il deserto.
Tutto questo mentre la politica consuma i propri giochi di potere o di palazzo dentro gli angusti ambiti delle carriere personali o delle clientele. Ecco, siccome di questo ormai siamo stanchi e tutto ciò ha portato la Sicilia sulla soglia del baratro, al di là di qualsiasi, per carità, connotazione partitica o politica, io parlo in senso generale, c'è una classe politica che probabilmente va ricambiata, va sostituita. Un calciatore a 40 anni in campo non può rendere come un calciatore di 20 anni, ovviamente, quindi c'è bisogno di un ricambio, di una riformulazione, per cui ho inteso lanciare questo appello alla società civile dicendo: scendiamo in campo tutti, perché ci sono in Sicilia, in tutti gli schieramenti, risorse importanti che devono spendersi per questo territorio. Non è possibile fermarsi, alla protesta comunque o a mezzo social o tra amici a contestare la classe politica siciliana e nazionale. Mettiamoci la faccia, abbiamo il coraggio di farlo. Ecco, Resettiamo la Sicilia vuol dire questo: rimettiamo in gioco tutto, azzeriamo un po' le cose e cerchiamo di fare la politica per il territorio, perché se oggi vediamo che non appena cade un po' d'acqua, le nostre strade diventano fiumi, certamente la domanda si pone: per quale motivo? Perché, ripeto, la politica ha sacrificato il territorio a vantaggio di quelle che sono state le scalate verso i seggi, verso gli scranni di Roma o di Palermo. Ecco, è l'ora, dico io, di invertire questo senso di marcia, di guardare il territorio, perché se no nell'arco di poco tempo la Sicilia diventa veramente un deserto. Possiamo consentire tutto ciò? Credo di no. E allora è arrivato il momento appunto di lanciare questo slogan. Dopodiché, ripeto, chiunque abbia a cuore la condizione del nostro territorio, della Sicilia, si metta in gioco ed offra ai cittadini una, possibile alternativa. Veniamo dalla zona rossa, recitava così il video girato da due ragazze proprio nei giorni in cui il coronavirus stava cambiando il nostro modo di vivere. A distanza di quasi 2 anni da quel video che fece il giro dei social network, rimbalzando anche in tutte le televisioni d'Italia, si chiude la vicenda giudiziaria con una assoluzione nei confronti di una 32enne agrigentina accusata di procurato allarme e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Lo ha disposto il giudice Stefano Zammuto a conclusione del processo celebrato con rito abbreviato. La seconda ragazza coinvolta ha chiuso la vicenda pagando una oblazione, mentre la 32enne ha deciso di entrare nel merito del processo, venendo assolta. Il CSM ha deciso, lo vuoi a Roma. La decisione potrebbe arrivare la prossima settimana. L'attuale capo dei PM di Palermo vicinissimo alla procura di Roma. Vediamo. L'addio di Michele Prestipino alla Procura di Roma potrebbe davvero essere una certezza. Il dubbio scende sull'argomento che interessa particolarmente alla città di Palermo e così torna in quinta commissione alla CSM la scelta del numero 1 di Piazzale Clodio, che potrebbe arrivare prima della decisione della Cassazione sui ricorsi presentati dall'attuale procuratore contro l'annullamento della sua nomina da parte del Consiglio di Stato, per i quali l'udienza è fissata per il prossimo 23 novembre. Ad essere favorito sembra essere l'attuale procuratore di Palermo Francesco Lovoi, ma la proposta che dovrebbe uscire dalla commissione non sarà di certo unanime. I componenti del CSM potrebbero ritrovarsi a dover scegliere tra i 2 grandi esclusi del marzo 2020, Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, fatto fuori dopo che il suo nome era spuntato dalle intercettazioni all'hotel Champagne, e appunto Lovoi, entrambi della corrente magistratura indipendente. Entrambi un anno fa erano stati esclusi e la scelta era ricaduta su Prestipino sulla base di un principio anche di continuità territoriale, essendo stato procuratore aggiunto al fianco di Giuseppe Pignatone. In questi mesi il CSM si è spaccato però più volte, scegliendo anche di spalleggiare Prestipino nel suo ricorso alle sezioni unite della Cassazione per stabilire i limiti
limiti del potere decisionale del Consiglio delle nomine. Un limite, secondo parte del plenum, minacciato dalle pronunce dei magistrati amministrativi che si sono però soltanto preoccupati di assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la logicità della valutazione stessa, l'effettività della comparazione tra i candidati e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione. La pratica Prestipino è rimasta bloccata fino alla designazione delle nuove commissioni avvenuta ad ottobre. L'opzione Lo Voi rappresenta comunque una forma di continuità con l'era Pignatone, forse anche il giusto compromesso per evitare l'imbarazzo di riproporre un candidato già bocciato dal Consiglio di Stato e mantenere gli equilibri voluti dalle correnti. Una continuità che risiede non solo nella comune provenienza geografica dei due magistrati, entrambi sono infatti siciliani, ma anche perché a legarli c'è un'amicizia antica e una visione comune sul metodo di gestione dell'ufficio del pubblico ministero. E una volta liberata la scrivania della Procura di Palermo, Prestipino potrebbe completare la partita andando ad occupare l'ultima casella cara proprio a Pignatone. Qualora la nomina di Lo Voi a Roma andasse in porto, la corsa alla Procura Nazionale Antimafia si ridurrebbe intorno a due candidati forti: Giovanni Melillo, attuale procuratore di Napoli, e Nicola Gratteri, capo dell'ufficio giudiziario di Catanzaro. Ad avere più titoli sulla carta sarebbe però Melillo, che non ha ancora sciolto le riserve. Viola invece potrebbe finire a Milano, procura per la quale ha presentato domanda nei mesi scorsi in vista del pensionamento di Francesco Greco, avvenuto giusto in questi giorni. I candidati al momento sono 9. Viola risulta essere quello più anziano professionalmente. Oltre a lui a presentare domanda sono stati Maurizio Romanelli, procuratore aggiunto a Milano, l'ex presidente dell'ANM, 2 volte consigliere del CSM, procuratore di La Spezia, Antonio Patrono, Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, Raffaele Tito, procuratore di Pordenone, Nicola Piacente, procuratore di Como, Roberto Pellicano, procuratore di Cremona, Luigi Orsi, sostituto alla Procura Generale della Cassazione, e Cesare Parodi, procuratore aggiunto a Torino. Una poltrona calda, quella di Milano, data la guerra intestina in corso, trasferita anche in indagini giudiziarie. In una grotta dell'Etna sono stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza, fiutati da un cane molecolare durante un'esercitazione, resti umani di un uomo. Ebbene, adesso si avanza timidamente l'ipotesi che i resti umani siano di Mauro De Mauro, il giornalista dell'Ora, rapito da un comando mafioso la sera del 16 settembre 1970. Per le poche informazioni sin qui raccolte, i resti appartengono ad un uomo dall'apparente età di 50 anni, alto circa 1,70 m e con delle malformazioni congenite a naso e bocca. Per l'Ora De Mauro aveva seguito diverse inchieste su mafia e politica, droga e comitati d'affari. Sulle cause della sua scomparsa Leonardo Sciascia scritte: ha detto la cosa giusta all'uomo sbagliato, la cosa sbagliata all'uomo giusto. Morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Il GIP archivia l'inchiesta. I dettagli nel servizio. Si chiude con l'archiviazione l'inchiesta sulla morte della DJ 41enne di Venetico Viviana Parisi e del figlioletto Gioele di appena 4 anni, trovati morti nell'agosto dello scorso anno nelle campagne di Caronia. Il GIP del Tribunale di Patti, Eugenio Liquò, ha accolto la richiesta della Procura e ha deciso di archiviare l'inchiesta. La decisione è motivata con un provvedimento di 495 pagine. Per la Procura e per il GIP nella vicenda non sono coinvolti altri soggetti. La richiesta di archiviazione accoglie di fatto la tesi della Procura, guidata da Angelo Cavallo. La morte di Viviana a causa del gesto suicidario, come conseguenza del lancio dal traliccio, si legge nella sintesi dell'ordinanza con cui il GIP ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta, è l'unica compatibile con le risultanze investigative. C'è la certezza che la morte del piccolo Gioele non possa essere collegata neanche indirettamente all'azione umana. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti condivide pienamente la ricostruzione della Procura e evidenzia l'onestà intellettuale dei PM nell'ammettere di non aver potuto dare risposte certe sulle cause della morte del piccolo Gioele. Il suo corpicino venne trovato nell'agosto del 2020 completamente in stato di decomposizione, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della madre. Per giorni si sono mobilitati nelle ricerche addetti ai lavori e volontari. Per il marito di Viviana, Daniele Mondello, la tesi del suicidio è priva di fondamento.
Nelle prossime ore, quando arriveranno tutte le pagine del provvedimento di archiviazione, si deciderà se ricorrere in Cassazione e fare ulteriori indagini difensive. Adesso i corpi verranno restituiti alla famiglia e nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali e ad oltre un anno dal ritrovamento sarà possibile dare loro una degna sepoltura. Spero, dice all'Ansa il procuratore di Patti Angelo Cavallo, commentando l'archiviazione dell'inchiesta, che ora si metta la parola fine a questa vicenda dopo che anche il GIP ha rilevato come effettivamente fossero fantasiose le tesi della famiglia e dei legali di questa. E questo lo dice un giudice terzo come richiesto da loro e spero che quindi agiscano di conseguenza. Pietro Amorelli, presidente di Atifar Federfarma Agrigento, ha rilasciato una lunga intervista al nostro direttore Arturo Cantella sulla situazione emergenziale generata dalla pandemia che ha visto le farmacie impegnate in prima linea. Vediamo. Siamo con il presidente della Federfarma di Agrigento. Presidente, allora facciamo un breve consuntivo della sua presenza qui in Federfarma. Io intanto intendo ringraziarla per avermi pensato e per questa sua intervista, che arriva giusto quasi a un anno dall'inizio del mio mandato. Abbiamo cominciato all'inizio di quest'anno con il richiedere la vaccinazione per il personale sanitario e per i farmacisti in particolare, e adesso stiamo finendo l'anno con i farmacisti e il personale sanitario che andrà a fare la terza dose, o meglio la dose di richiamo del vaccino. Questo ci fa pensare già a tutto quello che è trascorso in questo anno e al Covid che ha condizionato la vita di noi tutti, e in particolare anche ci ha visti protagonisti, se vogliamo, come farmacie sul territorio di tutte le vicende sanitarie che abbiamo seguito e che abbiamo sperimentato in questo anno. La farmacia è stato in questo periodo di Covid un punto di riferimento un po' per tutti, perché diciamo l'unica struttura, una delle poche strutture in cui si poteva andare purtroppo per motivi di salute, però ecco, è stato un punto di riferimento per tanti italiani. Senz'altro, ovviamente in tutta Italia, non solo nella nostra provincia o nella nostra regione. Basti pensare che quando c'è stato il lockdown solo le farmacie e i negozi di alimentari erano aperti, come sappiamo. Giustamente altri operatori sanitari, a cominciare dai medici di famiglia o anche dalle strutture sanitarie pubbliche, hanno un po' chiuso le porte per rispettare i protocolli e per paura del contagio. Le farmacie sono rimaste aperte, hanno accolto la popolazione, oltre alla loro funzione di dispensare farmaci, che è la loro mission primaria. Si sono aggiunte nelle farmacie tante altre caratteristiche, tante altre consulenze che abbiamo offerto senz'altro alla popolazione, a cominciare per esempio dalla prenotazione dei vaccini, perché devo ricordare che nella nostra regione la prenotazione dei vaccini è stata affidata per via telematica alla piattaforma di Poste Italiane, che ormai conosciamo un po' tutti, ma dobbiamo dire che all'inizio, quando un ultra ottantenne o una persona fragile doveva prenotare il vaccino, ovviamente non sapeva cosa fare. A chi si è rivolto, visto che nessuno degli altri operatori sanitari poteva aiutarlo, si è rivolto alle farmacie. Noi, con spirito di abnegazione e di nostra spontanea volontà, abbiamo aiutato i cittadini a prenotare i vaccini, li abbiamo seguiti in questo loro cammino, abbiamo svolto una funzione importantissima anche nell'opera di convincimento della gente, che all'inizio era scettica, aveva dei dubbi, come continua ad averli, per carità. Infatti anche oggi stiamo assistendo a situazioni di questo tipo, ma hanno trovato sempre nella farmacia una struttura e soprattutto delle persone, dei professionisti che li hanno aiutati, li hanno consigliati e li hanno seguiti sicuramente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto.
Il secondo e definitivo organo di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, ha emesso sentenza, dunque senza appello, tramite cui ha sancito che dal 1 gennaio 2024 tutte le concessioni balneari dovranno essere assegnate con gara senza eccezioni, pertanto tutte le attuali concessioni scadranno il 31 dicembre 2023. Il Parlamento non potrà concedere ulteriori proroghe. In proposito interviene Gero Riesi, vicepresidente del SIB, Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Agrigento, che afferma: occorre fare fronte comune, a breve si terrà un confronto con il presidente regionale del SIB, Ignazio Ragusa, e sarà convocata una riunione per discutere sulle eventuali azioni da intraprendere per far sì che chi ha investito nel settore balneare non si ritrovi di colpo senza nulla. Il settore deve essere difeso, non è possibile continuare a lavorare serenamente con questa enorme incertezza che pesa sul futuro, conclude Gero Riesi. Le criticità riscontrate nel centro d'accoglienza per migranti Villa Sicania di Siculiana sono state affrontate nel corso di un vertice in prefettura in occasione della periodica riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. L'intervista al sindaco di Siculiana Peppe Zambito, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nella sede della prefettura di Agrigento, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per affrontare alcune criticità presenti nella struttura di accoglienza di Villa Sicania a Siculiana. L'incontro è stato chiesto dal sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha ulteriormente sancito l'unità di intenti tra le istituzioni e le forze dell'ordine al fine di affrontare con efficacia le problematiche relative alla gestione dei flussi migratori. Tra le questioni affrontate, la necessità di implementare l'attività per rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio anche attraverso un sistema di videosorveglianza diffuso, prevedere interventi per rallentare la velocità degli automezzi nel tratto che fiancheggia la struttura di Siculiana e assicurare una costante comunicazione in merito a eventuali contagi Covid dentro la struttura e la realizzazione di aree attrezzate presso Villa Sicania per garantire momenti di aggregazione e svago ai giovani ospiti della struttura stessa. Villa Sicania è una struttura che esiste nel nostro territorio e in questo minuto è anche un centro per la quarantena Covid che ospita minori non accompagnati. Naturalmente tutto ciò comporta delle situazioni critiche. Ieri in prefettura, grazie al prefetto e alle forze dell'ordine, abbiamo avuto la possibilità di rappresentare quali sono, secondo noi, le situazioni di difficoltà e soprattutto ci siamo impegnati a ricercare delle soluzioni. L'obiettivo è, da un lato, garantire la massima sicurezza agli ospiti della struttura e soprattutto offrire loro all'interno stesso degli spazi per la socializzazione, considerando la giovane età. Dall'altro campo è necessario da parte mia rassicurare i miei concittadini, per cui ho chiesto che venga giornalmente informato sulla situazione di Covid all'interno della struttura e soprattutto implementare l'attività di controllo del territorio anche con un'installazione di una videosorveglianza diffusa su tutto il territorio comunale. Un 23enne agrigentino è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento poiché ritenuto responsabile di oltre 15 furti di carburante e danni di altrettante auto nel quartiere di Fontanelle. A fronte di prelievi di pochi euro di benzina, i danni ai mezzi sono stati rilevanti. Da qualche giorno i residenti del quartiere a nord di Agrigento avevano subito e denunciato i furti. Le auto prese di mire erano per lo più parcheggiate in zone isolate, poco illuminate o distanti dalle abitazioni. Adesso il calcio, eccellenza, promozione, prima e seconda categoria. Uno sguardo alle squadre agrigentine con Carmelo Lentini. Settimana all'insegna del brutto tempo e con le numerose compagini di calcio in serie difficoltà per potersi allenare adeguatamente. Molti hanno preferito andare in palestra, altri ancora invece ad a singhiozzo nel momento in cui la pioggia ha rallentato. Tutto questo alla vigilia della ripresa delle ostilità nei vari campionati regionali di eccellenza, promozione prima e seconda categoria.
L'Acregas si sta preparando alternando palestra e terreno di gioco di Fontanelle. La squadra è concentratissima e guarda il match di domenica prossima a Misilmeri con molta attenzione, tanto rispetto per gli avversari. I ragazzi di Giuseppe Anastasi sono consapevoli di dover affrontare una delle squadre più attrezzate al salto di categoria, ma fortunatamente la rosa si è completata in tempo per terminare il girone di andata in una posizione di tutto rispetto. Per questa gara si recupera il difensore Alfonso Cipolla, che ha scontato la giornata di squalifica, mentre l'infermeria sembra pian piano svuotarsi. Scendendo di categoria in promozione, dopo un paio di domeniche di sosta, si ritorna a giocare. Duro impegno per il Raffadale, che affronta in trasferta a Castelvetrano la locale Folgore. La compagine del tecnico Angelo Mercante, che si trova in terza posizione, proviene dal passaggio del turno di Coppa Italia, ottenuto ai danni del Gela. La squadra è in forma e può contare su una rosa smaliziata e ricca di calciatori di esperienza. Torna a giocare in casa anche il Camarat, con un turno abbastanza favorevole e ospita la non certo irresistibile Castelbuono, ultima in classifica con appena un punto. Quindi si tratta di un turno assolutamente favorevole per la squadra del tecnico Mimmo Bellomo, che ha bisogno dei 3 punti per scalare l'attuale classifica, non certo soddisfacente. In prima categoria occhi puntati al Collura di Porto Empedocle, dove sarà di scena il derby Empedoclina Atletico Favara, una gara dall'esito incerto che mette in palio punti davvero pesanti. Sono 4 infatti i punti di distacco tra le due compagini, con quella favarese che si trova al terzo posto con 10, mentre quella marinara è sotto a 6. Entrambi i mister Francesco Fanara e Giuseppe Portelli possono contare su una rosa davvero al completo. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Gemini di Renato Maggio gioca a Sommatino, mentre Ravanusa ospita l'Aspra. Volley femminile sabato prossimo 13 novembre alle 20:30 al Palamoncada, la SEA Paragona affronterà il Brescia, partita valida come anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A2. La squadra lombarda occupa la seconda posizione in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie e una sconfitta. Vediamo. Si giocherà sabato 13 alle ore 20:30 al Palamoncada di Porto Empedocle la partita tra la SEA Paragona e la forte corazzata Banca Valsabbina di Brescia, valida per la 7ª giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile Girone A. Sentiamo in merito il capitano Serena Moneta e l'opposto Irene Zonta. Cattive, decise e con la consapevolezza di poter riuscire a portarla a casa. Poi guarda, io spero solamente che le infortunate che ora sono ancora ferme possano tornare insieme agli elementi in palestra, si fa fatica ad allenarsi in un modo corretto e per preparare le partite soprattutto. Quindi per prima cosa recuperiamo quelle che ora sono ferme ai box e poi queste partite in casa sicuramente sono importanti e vitali. Brave per riuscire anche dopo il terzo set a rimetterci nuovamente in gioco e a vincere anche il quarto con un bel punto. Dillo Aragona nei confronti di questo Millennium Brescia. Sì, sicuramente andiamo a sfidare non la prima della classe, ma in questo momento diciamo magari anche dopo la sconfitta contro San Giovanni avranno qualche problema e magari avranno un po' il morale basso e invece noi dopo una bella VT per cercare di battere comunque una potenziale vincitrice diciamo del campionato e mettercela tutta come ce l'abbiamo messa anche domenica. Capitanone, cioè che la nostra è una squadra che viene da una bella vittoria, loro vengono da una sconfitta, chiaramente non sarà una partita facile, però ci dobbiamo sempre credere. In spogliatoio abbiamo detto una cosa sola prima della partita di domenica: divertiamoci e dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto questa partita ci serve. In questa partita dico sempre la stessa cosa: cerchiamo di divertirci, di dare il meglio di quello che sappiamo fare e poi loro sono forti, si sa, è innegabile la cosa.
però la palla io dico che... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.